Riprendiamo con la palestra, andiamo in palestra idealmente, e questa l'ho chiamata la ginnastica delle forme perché le lingue sono fatte di forme in modi molto diversi da una lingua all'altra, forme che cambiano e quindi la morfologia è proprio quel settore della grammatica che si occupa di queste forme. L'italiano in particolare è una lingua molto flessibile da questo punto di vista, molto agile e mobile, più di altre lingue anche sorelle, perché figlie del latino. Per esempio, per fare un caso molto semplice, i diminutivi che si fanno in italiano sono molto più numerosi e spontanei di quelli che è possibile fare in francese, anche in inglese. Poi l'inglese ha una sua ricchezza diversa perché appunto le lingue hanno dei punti in comune e poi tanti punti nei quali comunicano in modi diversi. E dicevo, il panino non ha un diminutivo del pane, in inglese il panino è il roll o non c'è una forma diminutiva. In francese, lingua derivata dal latino come l'italiano, il panino si dice un piccolo pane, un petit pain. Un petit chien, un piccolo cane, in inglese c'è dog e poi c'è doggy, ma insomma è più aggettivale e via dicendo. Invece noi abbiamo il cagnolino, il cagnaccio. E questi sono suffissi, cioè pezzettini morfologici che si aggiungono alla coda della parola. Poi ci sono i prefissi, che si aggiungono invece a sinistra, come il pre di prefisso. E poi c'è una grande possibilità derivativa, cioè prendendo una parola base se ne forma un'altra o se ne formano molte altre, ora con cambio di categoria grammaticale, da aggettivo a verbo, ora restando all'interno della stessa categoria grammaticale. E naturalmente questo ragionamento presuppone una familiarità con le parti del discorso, che sono antiche, sono state messe in discussione dalla linguistica nel corso della sua storia, ma insomma similmente era un avverbio per gli antichi e rimane un avverbio anche oggi. Uomo o donna sono nomi o sostantivi e bello e brutto sono aggettivi. Quindi queste classificazioni tradizionali mantengono la loro utilità. Allora la ginnastica che oggi ci mostrerà l'Agnello Rivo, io non ho ancora avuto il coraggio di chiedere all'Agnello Rivo, ma non glielo chiedo, se l'Agnello Rivo è un individuo o è un collettivo, un pericoloso collettivo anonimo, ma non gli chiedo la carta d'identità perché non faccio il poliziotto. Allora dicevo, l'Agnello Rivo ci farà vedere queste trasformazioni, una parte di queste trasformazioni, una piccola parte. Faccio anche io pubblicità a un libro, che però senza il conflitto di interessi dell'amica Serena Fornasiero, perché non è un libro che ho fatto io. Chi trovasse interessante l'attività che adesso proponiamo può trovare una miniera da cui scegliere, perché ci vorrebbe un corso di un anno tutto fatto su questi problemi di
morfologia derivativa, di Maurizio Dardano. Il libro si chiama Costruire parole, è pubblicato dal Mulino a un prezzo umano, come dicono a Firenze, cioè accessibile, e lo dico perché umano generalmente lo diciamo degli umani, no? Non dei prezzi. Però se ci fate caso sta entrando in inglese, questo non c'entra con la derivazione, ma i professori diversamente non sono ordinato come Serena, i professori fanno le divagazioni e gli studenti giustamente si distraggono. E vabbè, ma non riesco a non divagare, cerco di reprimermi, ma non se... Insomma, volevo dire, in italiano è entrando amichevole nel senso non solo di una persona, di un umano, ma i giovani credo che lo sappiano meglio di me, amichevole è il software, il programma di un computer, amichevole anche si applica a oggetti non umani. Ecco. E questo è un influsso dell'inglese friendly. Chiusa la divagazione, breve, dicevo, Dardano offre una casistica ricchissima, non difficile e veramente da questa casistica si possono ricavare una infinità di esercizi tra i quali l'insegnante può scegliere senza doversi leggere il libro dall'inizio alla fine. Ecco, allora noi abbiamo queste possibilità, per esempio, da aggettivo a verbo. Ecco, dall'aggettivo attivo è facile fare un verbo e così da tanti altri aggettivi, come adesso credo che l'Agnello Rivo ci dirà, ma anche da verbo a nome. Da cantare c'è il canto. Sto parlando, ma questo intendiamo parlare solo di rapporti interni all'italiano di oggi. Se volessimo fare storia delle parole, ma questo non si deve fare in questa occasione, allora bisognerebbe cercare nei vocabolari se è nato prima l'aggettivo o se è nato prima il verbo, cosa che spesso non sempre si riesce a stabilire. Ma ragionando sulla base dell'italiano di oggi possiamo andare dal verbo all'aggettivo o dall'aggettivo al verbo senza curarci troppo di chi è nato prima. Poi, ecco, un aspetto della lingua di oggi che voglio toccare è questa proprietà che si può mettere in luce. Da pernottare possiamo fare un sostantivo, pernottamento. Però sento dire anche pernotto, non io pernotto, tu pernotti, ma il pernotto, che è invece un deverbale. Deverbale significa che viene dal verbo pernottare, a suffisso zero. Quindi noi da pernottare possiamo avere pernottamento, che è più collaudato e tradizionale, e anche questo pernotto. Poi bisogna vedere se queste due forme, se questi due sostantivi, uno deverbale e uno no, convivranno pacificamente o se uno dei due si imporrà sull'altro. Il pernotto per ora mi pare fortemente minoritario, ma non si sa mai. Dipende anche se lo adottano gli albergatori, per esempio, e diventa una parola del lessico turistico e commerciale e cose di questo genere. Allo stesso modo c'è il verbo riciclare, da cui si fa il riciclaggio come sostantivo o nome a vostra scelta, ma c'è anche qui il suffisso zero che in italiano sta prendendo parecchio piede, che è il riciclo. E poi l'altra cosa, l'altro punto che verrà toccato
è il punto dei nomi composti. Anche qui se ne può fare, ci può essere una casistica molto ricca, ma ci limiteremo, Agnello Rivo non sarà troppo, non infierirà, non ci dirà tutta la storia, se no facciamo notte e non basta. E poi c'è quell'altro settore della morfologia, importantissimo, che è la morfologia verbale e quindi le coniugazioni. Le vecchie coniugazioni in are, in ere e in ire. E a questo punto il soggetto misterioso da me evocato entra in azione. Va bene. Allora, sulla base di questi aspetti della grammatica descritti dal professor Bruni, lavorando in classe, quindi attivando la fantasia degli studenti, abbiamo immaginato delle attività da proporre agli studenti delle scuole medie. Ora Federica e Alessandra illustreranno 3 brevi esercizi che loro hanno immaginato. A me, dal punto di vista dell'attività del docente, piace invece mettere in evidenza solo un aspetto. E noi abbiamo pensato degli esercizi da proporre a terze persone che poi dovranno risolverli. Però è molto affascinante il fatto che gli esercizi siano stati pensati da dei ragazzi. E anche questo è un modo per fare ginnastica sulla lingua, non solo risolvere un problema, ma anche immaginare un problema da risolvere, magari a un livello più evoluto. Secondo aspetto che mi piace osservare è quanto questi esercizi potrebbero sembrare semplici o elementari o di facile soluzione, ma non lo sono però sicuramente per quella popolazione dei nostri studenti che proviene da altra lingua madre, da altra tradizione linguistica. Sono esercizi che potrebbero effettivamente mettere in difficoltà chi non è madrelingua italiano. Allora, una prima attività sui nomi composti, esercizi con nomi composti e formazione dei loro plurali, quindi una duplice attività, ci viene presentata adesso da Federica, non prima che il professor Bruni aggiunga. Che io faccio un importante intervento, vuoi dire? No, quello che hai detto adesso, che sono esercizi difficili per i ragazzi che non sono nativi di lingua, per i quali l'italiano è lingua seconda, insomma, è naturalmente giustissimo, però mi fai venire in mente che se i ragazzi di seconda lingua hanno già un po' di lingua italiana, chiamarli alla prova può essere interessante per gli italiani e per i non italiani, credo, ma su questo magari l'anno prossimo l'Agnello Rivo chissà che cosa saprà produrre, perché possono fare anche loro questi giochi di derivazione e coniare parole che in italiano non esistono, ma che possono esistere se il montaggio è corretto. Cioè perché ci sono anche questo nelle lingue, le parole virtuali che un giorno, che adesso non usiamo, ma che però il gioco dell'innovazione linguistica è tale che oggi non ci sono e fra un anno o 50 o 100 potrebbero esserci. E quindi capire se il montaggio è fatto secondo le regole compositive, ma finora, per esempio, i deverbali, mica ci sono tutti i deverbali che in astratto si possono avere, no? Scusa l'intervento, ma... No, va benissimo. Relativamente proprio al montaggio, adesso Federica ci darà proprio un saggio di come questa realtà possa di fatto verificarsi, vero Federica? Allora, prego. Allora, questo esercizio consiste nel unire, diciamo, le parole qui sotto elencate ai 4 verbi riportati in alto in modo da formare dei nomi composti. I nomi, appunto, i verbi che abbiamo scelto sono 4 e sono apri, salva, batti e copri.
possiamo per esempio, non so, provare a collegare apri con divano e vediamo appunto che non è corretto. Si fa un altro tentativo, per esempio apri letto e vediamo che è ancora sbagliato. Poi proviamo ancora a collegarlo con apri bottiglie o apri fila e vediamo appunto che è giusto. Quindi diciamo i ragazzi devono collegare il verbo apri, provano diciamo diversi tentativi e vedono quale secondo loro è giusto. Poi per esempio col verbo salva, non so, proviamo a collegare con salvapanni, salvapista, salvamano, salvaschermo e vediamo che ce ne sono alcuni di sbagliati e alcuni di giusti, come per esempio salvaschermo. E la stessa cosa si fa con batti e con copri. Dopo appunto aver trovato tutti i nomi composti nell'esercizio precedente, si sceglie per ciascuno il giusto plurale, però in alcuni casi i nomi sono invariabili. Qui i ragazzi hanno due alternative da scegliere, per esempio su apriscatole possono scegliere apriscatole o aprite scatole e devono scegliere quello giusto che è aprite scatole. Aprite scatole. Poi anche con apri bottiglie o aprite bottiglie e appunto cioè, devono scegliere loro e è la stessa cosa con per esempio salvacuore, che c'è salvacuore, salvi cuori, salvacuori o anche con salvaschermo, salvi schermi, salvaschermi o salvati schermi. Devono scegliere praticamente quella corretta. Sì, erano ancora degli altri plurali. Si può anche fare l'analisi del composto, verbo più sostantivo e che modo e persona del verbo, naturalmente, ma questo non lo diciamo per tutte queste parole, se no non la finiamo più. Però sono tutte forme di imperativi, verbi transitivi, si può ricollegare alle valenze di cui si è parlato la volta scorsa. Quindi, Allora, la seconda attività che abbiamo deciso di proporvi oggi consiste nella trasformazione da nome a verbo. L'esercizio consiste appunto nell'individuare il verbo corretto tra gli intrusi, però nel caso il ragazzo non riuscisse a trovare il verbo corretto, che comunque c'è, può aggiungere nello spazio che abbiamo lasciato vuoto il verbo che ritiene più opportuno. In questa tabella abbiamo messo degli esempi che abbiamo realizzato. Allora, colmo è il nome. Il ragazzo può scegliere tra colmere, colmare o colmire e nel caso non trovasse appunto il verbo giusto può inserirlo nell'apposito spazio. Con snello, snellire, snellerre, snellare o snellere. Con riso, ridere, risare, risire, ridere, ridare, risere, ridire che è un errore di battitura, l'abbiamo riscritto 2 volte. Poi con pieno, pienire, pienare, pienarre o pienere. Con gara, garantire, garire, garare oppure garare. Poi ancora altri esempi, con solito, solire, solere, solerre, solare, salire o salirre. Con chiaro, chiarare, chiarere, chiarire, schiarire e schiarare. Qui però vediamo che i verbi corretti possono essere diversi, non solo uno, perché in questo caso
appunto i verbi corretti sono chiarire, schiarire e schiarare, perché anche cioè, sono ritenuti giusti anche i verbi preceduti dal suffisso. Poi continuiamo: dato, datire, datare, dire, dere, dare, datere. Con cartoccio, incartocciare, scartocciare, cartoccire, cartocciare o accartocciare. E qui vale la stessa cosa che ho detto per chiaro, perché i verbi giusti possono essere diversi, non solo uno. E con cantone, scantonare, accantonare, incantonare, cantire, cantare, cantonare. E lo spazio per ulteriori verbi ideati dal ragazzo. La diapositiva. Allora, qui, insomma, dovreste dirlo voi altri perché l'avete. Qui le desinenze non sono a casaccio, cioè sono desinenze are, ere, ire o arre o urre, mi pare che avete messo nelle due diapositive, perché c'è ridurre e ci sono altri verbi che quindi non rendono arbitrario, non avete fatto estratto a sorte le lettere dell'alfabeto per fare la desinenza dell'infinito. Poi, come avete detto quando ci siamo visti, da pieno il verbo, questo è un po' più complicato perché riempire naturalmente, però pienare, ecco, è una di quelle forme, diciamo, virtuali, perché in italiano pienare non c'è, ma esistenti in certe zone. Vabbè, questo non è necessario dirlo e saperlo, ma insomma in certe zone dell'Italia, la Toscana meridionale, non so se altre, si dice pienare. E pienato si usa come participio passato, quindi se questa forma si affermasse vincerebbe, perché abbiamo l'uso, noi abbiamo da tenere in equilibrio le regole e la mobilità dell'uso, che può cambiare in processo di tempo le regole, ma le regole, maledetta grammatica, bisogna conoscerle evidentemente. E poi nella successiva, sotto cartoccio, abbiamo questi verbi, queste derivazioni che hanno un nome tecnico di cui possiamo fare a meno? Lo devo dire? Devo dire la parolaccia? Parasintetici, che è una parolaccia, cioè un tecnicismo non indispensabile. In sostanza, da cartoccio possiamo fare una derivazione da nome a verbo, però è indispensabile un prefisso. Ecco, quindi parasintetici significa che il suffisso può venire fuori se però è accompagnato a sinistra dal prefisso, e quindi scartocciare, incartocciare, accartocciare, mentre i semplici cartocciare o cartoccire non ci sono. Perché non ci sono? Non c'è ragione. Non ci sono perché l'uso in parte segue dei modelli geometrici, razionali, fissi, ricorrenti, e in parte no, perché l'uso è arbitrario e l'arbitrio garantisce. Vabbè, questo è un discorso che adesso non dobbiamo fare. È proprio la arbitrarietà che non c'è nessuna ragione per cui il gatto designi quell'animale e il cane quell'altro animale. Non c'è una ragione, ma proprio questo ci permette di capirci, perché se io chiamo cane quello che tu chiami gatto, non ci capiamo più, no? E quindi proprio questa irrazionalità fa parte della vitalità sociale della lingua. E poi penso che basti, non so, c'è altro da dire? Vabbè. Il pezzo forte
è il botto finale? Eccolo qua. L'autore misterioso. Puoi spiegare che abbiamo fatto un'attività Sì, giusto. Puoi dirlo? No. Vabbè, insomma, è vivo il congiuntivo, questo non lo discutiamo perché non abbiamo tempo. È vivo il passato remoto, ci sono queste diagnosi di morte presunta che ci sono come nella Bella Addormentata, no? Fanno parte dell'antica tradizione narrativa, il morto che in realtà non è morto e risorge, no? E ci sono queste diagnosi di morte precoce anche per il passato remoto. Il passato remoto, come è noto, non è molto usato. Dicono che nell'Italia settentrionale sia sparito da un pezzo e che il suo posto sia stato preso dal passato prossimo. Questa, senza entrare nei particolari, anche perché poi le statistiche non le abbiamo e non sono, insomma, senza entrare troppo nei particolari, dato che parliamo di un italiano consapevole e la scrittura esige consapevolezza, altrimenti è una scrittura non accettabile, insomma molto elementare. Allora, dicevo, nell'italiano colto però il passato remoto c'è. Noi possiamo dire, come dicemmo quando ci siamo visti l'altra settimana, che Dante è nato nel 1265, possiamo dire anche che nacque nel 1265. Non bisogna lasciarsi ingannare dall'aggettivo prossimo, per cui il passato prossimo è 2 ore fa e il passato remoto è l'anno scorso. Non è questo il problema, non è un problema di quantità del tempo, che non ha senso tagliare assegnando un tempo recente indefinibile al passato prossimo e un tempo più lontano al passato remoto. Il punto è che se misuriamo il passato remoto all'imperfetto, se li mettiamo a confronto, usandoli, vediamo che il passato remoto ha una sua ragione. Questo è un aspetto del verbo che in genere, forse adesso ci sono delle grammatiche che ne parlano, in genere le grammatiche tacciono, cioè si chiama aspetto del verbo. Che cos'è l'aspetto del verbo? È la qualità dell'azione. Allora c'è un'azione momentanea, per esempio addormentarsi o svegliarsi, e c'è l'azione continuativa che è dormire. Allora il passato remoto serve a spiegare l'azione momentanea. L'imperfetto serve a spiegare l'azione durativa, durevole, oppure anche l'azione ripetuta nel passato. L'inglese ormai è la lingua che si insegna nelle scuole, credo, ma sempre, come se è l'unica lingua è sempre l'inglese, no? E poi eventualmente ci sono altre lingue. Allora, dato che tutti studiano inglese, è interessante osservare che una delle prime cose che si studiano dell'inglese è che l'inglese ha solo un past tense, il tempo passato, nel quale si fondono imperfetto e passato remoto dell'italiano. Poi l'inglese ha le forme in ing che esprimono la duratività e la ripetitività, però è un'altra cosa. E quindi, vabbè, mi limito a questo accenno e vediamo questa parte seconda e ultima. No, ce n'è una terza? No, questo basta. Aggiungo solo 2 parole. Allora, per realizzare un'attività che rendesse possibile questa ginnastica relativamente al passato remoto e all'imperfetto, in classe si era immaginato di prendere un racconto
togliere il passato remoto e l'imperfetto là dove c'erano e creare un esercizio a close. Allora ci siamo interrogati dove andiamo a prendere il racconto nei classici, ce lo inventiamo, siccome erano gli autori del celeberrimo Agnello Rivo, con una certa affezione hanno ricamato sul racconto originario, hanno creato una seconda parte e hanno realizzato questo close che adesso Alessandra vi legge e vi propone. Allora, ecco cosa dovete fare. Allora, l'attività consiste nel scegliere se inserire il passato remoto o l'imperfetto coniugando i verbi indicati all'infinito. La base del testo è questa. Una volta l'agnello Rivo dormire quando all'improvviso squillare il telefono, alzarsi brontolando, inciampare sul lupo di lana mentre scendere le scale, raggiungere il telefono, alzare la cornetta, dire pronto, esclamare per Dio, pensare chissà chi rompe le scatole di domenica mattina presto. Dall'altra parte sentire la voce dell'acqua maledetta che rispondere è morto il predone intorbidato. L'agnello Rivo piangere convulsamente mentre il lupo di lana bere le sue lacrime e gli dire tuo padre sparlare di me tanto tempo fa. Diciamo il completamento dell'esercizio è questo. Una volta l'agnello Rivo dormiva quando all'improvviso squillò il telefono. Si alzò brontolando, inciampò sul lupo di lana mentre scendeva le scale. Raggiunse il telefono, alzò la cornetta, disse pronto? Esclamò per Dio. Pensò chissà chi rompe le scatole di domenica mattina presto. Dall'altra parte sentì la voce dell'acqua maledetta che rispose è morto il predone intorpirato. L'agnello Rivo piangeva convulsamente mentre il lupo di lana beveva le sue lacrime e ridisse tuo padre ha parlato di me tanto tempo fa. Parlò di me tanto tempo fa. Sì, certo, Come nel sopra, discorso però, diretto. come invece di piangeva poteva andare bene Pianse, certo. Ecco, questo. Va bene, e scusatemi, me ne sono dimenticato. Dunque, sì, e qui si può verificare. Ah, prego, dovete. A posto? Si può verificare. Allora aggiungo intanto io una parola Dai, per evitare il buco. Anche qui, come tutte le attività che abbiamo proposto, c'è la parte attiva e la parte passiva. La parte passiva risolvo l'esercizio, parte attiva creo l'esercizio a seconda delle competenze, insomma della forza che hanno i nostri ragazzi a scuola. Tutti gli esercizi sono testati, possiamo dire questo, nel senso che sono realizzati in classe, magari non nel primo ciclo, nel secondo ciclo, però insomma più o meno quello è sempre possibile realizzare in classe. No, va bene, io non ho moltissimo da dire, se non che volendo si può verificare la qualità dell'azione, continuativa o momentanea, che questo esercizio fa toccare, direi, con mano, e poi, insomma, queste attività che forse a prima vista, in questi primi tre incontri, sono state proposte, in realtà però si dovrebbero tenere tra loro, dovrebbero, nonostante l'apparente eterogeneità, avere una loro coerenza, perché poi la lingua è una. Per esempio, prima, quando Serena Fornasiero parlava di cui, con cui, a cui, entravano in gioco le valenze del verbo. Qui questa narrazione, e la narrazione
è ideale per il gioco dei tempi al passato, questa narrazione si può, una volta collaudata, può introdurre quell'esercizio che probabilmente, che non so se si faccia e non so se risulti artificioso agli studenti, consistente nella coniugazione. Perché coniugare i tempi al passato remoto, visto che il passato remoto esiste e non è defunto, non è sempre agevole, appunto perché ricorre soprattutto nella lingua scritta o in particolari circostanze della lingua parlata. E dunque proporre le coniugazioni cosiddette irregolari, cioè non solo quelle canoniche io amai, io sentii, ma quelle che cambiano tema nel passato remoto, leggere ma lessi, cadere ma caddi, o altri tipi di coniugazioni che le grammatiche riportano, e insomma questa è una ginnastica che dalla qualità del verbale di questi imperfetti e passati remoti ci riporta all'uso della... Quando ero piccolo mi ricordo che sentivo in una città diversa da questa, ma questo non è importante, sentivo mi piaciò. Sì, perché era una forma analogica su amò. Ecco, e quindi perché il gioco di mi piacque, tu piacesti non è dei più ovvi. È ovvio quando lo si sa, ma se non lo si conosce, piacesti è fatto con l'infinito e mi piacque invece ha un altro tema. Ecco, quindi solo la distinzione, questo non va detto, va imparato, credo, la distinzione è tra le forme accentate sulla desinenza, io amai, tu mi piacesti, e le forme accentate sul tema, che sono 3. Piacqui, piacque, piacquero, la prima, la terza e la sesta. Ma questa è una regola in astratto, ci vuole la scioltezza della spontaneità. E quindi qui ce n'è tanti, anche verbi di altissima frequenza, dire e rispondere. Infatti abbiamo in forme di italiano popolare dicette, per evitare disse. No? Rispondere non lo so se ce ne siano, ce ne saranno. Ecco, questo mi pare che leghi un po' che i discorsi che stiamo facendo sembrano di tutt'altra natura, ma poi ritornano a cose che abbiamo già un po' toccato. Insomma, no? Ecco, risi, certo, però poi c'è il riso. Certo, io risi, sono i perfetti passati remoti in sì, quindi sigmatici, appunto. E quindi poi c'è il riso, quindi, la risata, perché il participio passato è riso, no? Io ho riso, quindi c'è sorridere, sorrisi e sorriso e canzoni. E quindi, insomma, non sono cose strane della lingua queste. Non sono quelle cose che non si usano, in realtà fanno parte dell'organicità, sia pure arbitraria e disordinata, della lingua. E quindi mi pare che sia una parte importante che si deve imparare presto. Non si può aspettare il grado, devono essere acquisizioni di un bambino o di un preadolescente, insomma, di ragazzi e ragazze dei primi 5 anni e soprattutto della scuola media. Ecco. Bene. Per esempio cuocere, rompere, piangere, chiedere, sono tutte cose che sono tutti verbi che così si spiega anche, ma io concluderei qui, il doppio, ecco adesso dimenticavo di dirlo, in rapporto a questa doppia coniugazione di forme maggioritarie, più numerose e più regolari
accentate sulla desinenza e di forme del passato remoto accentate invece sul tema, ci sono anche i due participi, come veduto, che è accentato sulla desinenza del participio che è ato, ito, uto, e invece visto, no? E questo è accentato invece sul tema. Ma questa parte astratta non so se debba essere esplicitata, però la ginnastica bisogna farla, questo è l'importante. E anche avere una qualche regola, magari dopo, invece che prima, se no la regola detta in astratto non credo che funzioni molto, e tutto questo mi pare importante, per non parlare dei verbi cosiddetti irregolari di altissima frequenza, come andare, essere. Tutte le lingue hanno una coniugazione irregolare del verbo essere, ma queste credo che più o meno dovrebbero essere conosciute. Ma insomma, anche io fui, sembra un po' iettatorio, io fui, o io vissi, evitando queste forme vagamente inquietanti, anche se è un paradosso dire io vissi, evidentemente, no? Va per la terza persona, insomma. Anche tu vivesti non si dice, immagino, no? Ecco. Ma, insomma, a parte questi casi un po' curiosi, e poi, ultima cosa, altro esercizio che a completamento di quello che ha detto Serena Fornasiero la volta scorsa, quando hai parlato degli ausiliari essere ed avere, credo che sia anche importante, a proposito di passato prossimo, io ho amato, qual è la forma corrispondente a io ho amato? Io sono amato o io sono stato amato? E sono venuto allo stesso livello di io sono amato? No, sono venuto è passato prossimo, sono amato è presente. Ecco, questo è un altro livello di relativa complessità e forse anche, non so se questo possa essere affrontato nella vivezza però dell'uso o di un testo magari prodotto dall'Agnello Rivo. L'anno prossimo ci si può pensare. Va bene. Lucia. Sì? Pronto? Sì. Volevo riportare un paio di indicazioni, sì, osservazioni che sono arrivate durante la pausa. Sì. Una dal gruppo di Vicenza, dove il professore sottolineava l'importanza di esercitare gli studenti nella parafrasi, attività fondamentale anche nello studio individuale, strettamente connessa con molti dei giochi linguistici proposti nella prima parte della lezione, come ad esempio i lipogrammi proposti dalla professoressa Fornasiero, che richiedono appunto un'attività di parafrasi, sottolineava questo aspetto. Ecco. E poi un'altra cosa invece che arrivava da Padova, e chiedevano sempre alla professoressa Fornasiero se poteva suggerire degli esercizi, o anche a voi penso sia uguale, esercizi accattivanti sull'uso del pronome relativo da proporre in classe, cose che possiamo eventualmente anche meditare e mettere sulla piattaforma in un secondo momento. Sul che possiamo fare molti esempi, evidentemente. Posso rispondere da qui? Vuoi rispondere? No, allora, vieni qua, che non ti si vede. No, stai, Roberto. C'è una sedia. Quello basta che scappa. Allora, trovo molto opportuna l'osservazione che viene a proposito della parafrasi. Io l'avevo data per implicita, ma ci si può soffermare un attimo. Effettivamente, molte volte i giochi linguistici sono tipi speciali di parafrasi, che è un'attività vista male dagli studenti se è solo funzionale alla verifica della comprensione del testo, mentre invece se specializzata in una direzione particolare diventa un gioco. Quindi effettivamente il lipogramma è un sottoinsieme di tutte le parafrasi possibili, un sottoinsieme caratterizzato dal fatto di non avere mai
una certa lettera. E avevo portato, forse possiamo recuperarlo, uno dei dialoghi con Leucò, che magari me lo apre Federica, giusto? Alessandra, scusi. Anzi in una forma abbastanza brutta perché l'ho scaricato da internet, uno dei dialoghi con Leucò di Pavese, in cui parlano Saffo e Britomarti, perché su questo dialogo è stata fatta effettivamente una attività di lipogramma, si può trovarla, forse in quello stesso povero Pinocchio che ho citato prima. Allora qui si può provare a togliere fare una parafrasi in cui non ci sia mai, ad esempio, la lettera E. E quello che mi era sembrato carino è che a un certo punto in questo testo, nella prima parte, la prima battuta di Britomarti, preferivi quando eri mortale, lo so, diventare un po' d'onda che schiuma, non vi basta, eppure cercate la morte. Allora, morte non si può usare nella parafrasi, perché ha la lettera E, nell'ipogramma in E. Si potrebbe sostituire in vario modo. Cercate il morir, per esempio. Ma in quella concretamente realizzata, in quell'attività concretamente realizzata, che aspirava a un livello diafasico più alto e diastratico anche più alto, usavano thanatos, cioè la parola greca che si conserva anche nell'uso culturalmente elevato dei giorni nostri. Eros e thanatos, amore e morte, sono un binomio che circola ancora sulle bocche dei parlanti a un certo livello. E lì la proposta dell'ipogramma presentava thanatos con la maiuscola, col TH, eccetera. Quindi non c'è una sola parafrasi lipogrammatica possibile, naturalmente. C'è tutta una scalatura di livelli di difficoltà vari. Però, tornando a quello che dicevo all'inizio, lo studente che riesce a realizzare il testo evitando una certa lettera ottiene il voto massimo. Ottiene il voto massimo come se avesse risposto o avesse risolto correttamente un problema di geometria o di algebra. Questo aggiunge un quid di soddisfazione all'esercizio, a chi lo porta a termine. Si può fare anche qualcosa di più. Abbiamo visto negli esercizi che mostravo prima, negli esempi che mostravo prima, che ci sono delle stranezze, chiamiamole così. Per esempio, nella storia nel testo dell'orco Pogo, non ci sono mai i dittonghi uo, perché la U non poteva stare in quel testo che era un monovocalico in O. Partendo da un'attività del genere si può mostrare, perché quell'esercizio lo porta in superficie, si può mostrare che la lingua italiana ha dei casi specifici in cui ha assunto nello standard le forme col dittongo uo, ma che a un livello di accettabilità appena inferiore si può dire anche voto invece che vuoto e qualche altro termine che adesso non mi ricordo, perché per esempio in Toscana quelle forme si sono rimonottongate. Si potrebbe partire con una piccola incursione nella storia della lingua italiana che è previsto dai programmi ministeriali per le medie, e che lì troverebbero l'occasione di essere affrontati. Oppure c'era quel caso del gerundio strano negli esercizi di stile di Queneau.
ce l'ho qua. Non molti minuti di poi scorgo colui parlando con un amico. Il significato è: io scorgo lui e lui sta parlando. Ed è grammaticalmente sbagliato quest'uso, no? Allora si può affrontare la norma, si può dire perché non è giusto questo parlando, perché ricostruiamo la norma e mostriamo che se si dice io, no, se si dice parlando con un amico ho capito che si era separato, parlando è un gerundio che non ha il soggetto, perché il gerundio è un modo non finito e quindi non ha la struttura adatta per esprimere il soggetto. Lo deve prendere da un'altra parte, lo prende, lo eredita, lo assume dal soggetto della reggente. Quindi parlando con un amico ho capito, io è il soggetto di ho capito, e trasmigra inevitabilmente come soggetto di parlando. Quindi io parlando, io ho capito. L'italiano può anche avere un soggetto esplicitato del gerundio, ma allora lo deve mettere, lo deve esplicitare, cioè parlando gli attori fra loro, adesso non mi viene un buon esempio. Sì, Mario intervenne per correggerli. Qui i soggetti sono diversi, non si userebbe molto, ma in certi casi del linguaggio più giuridico, non so, essendo gli interessati coinvolti, il giudice deciderà. Questo tipo di costrutto è latineggiante, sì, si può avere, però se non è esplicitato il soggetto del gerundio, questo soggetto è in automatico lo stesso della reggente. Cosa che qui invece, nell'esempio che abbiamo sotto gli occhi, non si realizza. Ora, il gerundio però è molto usato anche nel parlato, ma forse soprattutto nello scritto e anche nello scritto degli studenti. A volte con una disattenzione o disinteresse per questi rapporti grammaticali che invece la lingua pretende siano rispettati. Quindi noi abbiamo delle frasi che troviamo, io le trovo anche nelle tesi di laurea degli studenti universitari, del tipo intervistando le donne in carriera, molte di loro sostengono che, eccetera. Allora, intervistando le donne in carriera, chi è il soggetto di intervistare? Dovrebbe essere molte di loro. Molte di loro, intervistando le donne in carriera, non ha senso questa frase. Allora, io mi ricordo questo caso specifico perché ho cercato con la studentessa in questione di far quadrare la lingua con la realtà. E ho detto, ma lei fa la giornalista, intervista le donne in carriera? Questa mi ha guardato sgranando gli occhi e ha detto, io? Ma cosa voleva dire? Allora le ho chiesto. Chi è che intervista? Ah, qualcuno! Cioè, nelle interviste alle donne in carriera si viene a sapere che... Allora forse l'italiano diciamo con le carte in regola avrebbe detto intervistate, molte donne in carriera dichiarano che... Cioè il gerundio non andava bene, andava meglio un altro modo indefinito, come il participio in questo caso. E vedo che queste forme un po' deragliate dal punto di vista della sintassi sono più frequenti se
la gerundiva, cioè la subordinata col gerundio, precede la reggente, perché rimane appesa lì e non è condizionata da un soggetto già esplicitato. Ultima cosa che vorrei dire è che siccome sono difficili da eseguire queste parafrasi particolari come quelle che abbiamo preso in esame, cioè con dei vincoli molto pesanti, sono difficili ma fattibili. Siccome richiedono un impegno, si potrebbe quantificare la possibilità di prendersi delle licenze. Per esempio, anche nella storia dell'orco c'è qualcosa di strano. L'ho morto invece che l'ho ucciso. La lingua antica ammetteva questo tipo di uso transitivo del verbo morire, ma la lingua moderna non lo ammette più, quindi suona come un arcaismo fortissimo. Potrebbe essere l'occasione per spiegare qualcosa di storia della lingua o per dire, vabbè, ti concedo 5 usi strani. C'è anche qualche uso di articolo lo sole o cose del genere. Anche questo c'è nella lingua antica, quindi non è del tutto estraneo all'orizzonte linguistico dell'italiano. Noi diciamo ancora oggi per lo più e per lo meno, che sono relitti di questo uso dell'articolo lo invece che il in determinati contesti fonosintattici che adesso non approfondiamo. Ma sta di fatto che dire lo sole o lo bosco è strano, non è in regola con l'italiano moderno. Potremmo dire a tutti i nostri studenti: cerca di fare questo esercizio. Ti concedo 5 o 4 o 3 forzature e dopo le discutiamo però, non forzature arbitrariamente scelte, ma forzature che non sembrino ostrogote, ma che siano in qualche modo ambientabili, plausibili, magari antiche, magari strane, magari rare, ma appartenenti all'orizzonte della lingua. Un'ultima cosa sul gerundio. Allora, diamo per scontato che il gerundio, per funzionare bene, debba avere lo stesso soggetto della reggente, ma non sempre questo basta. Per esempio, se dico sono a Firenze, telefono ai miei amici, sono a Firenze mangiando un gelato. Questo non funziona. Per motivi che non sono banalmente sintattici, ma perché il gerundio non funziona con il verbo essere, nel senso di esistere, stare, eccetera. E quindi soggiace a dei filtri che vanno scoperti e circoscritti proprio leggendo o producendo testi. Quanto agli esercizi di cui chiedeva notizie un altro dei docenti delle sedi distaccate, esercizi accattivanti con che relativo ci sono sicuramente. Io non me li sono portati, non li ho pensati per questa occasione, ma penso che sarebbe abbastanza istruttivo pensare a doppioni di frasi in cui cambi solo il valore restrittivo o appositivo della relativa. Esempio, se dico scrivo spesso ai miei amici che sono a Pisa, intendo una cosa. Se dico invece penso o scrivo spesso ai miei amici che sono a Pisa, una è restrittiva e una è appositiva. E cercare di trovare intanto la spiegazione, cioè
a quali significati rinviano la prima e la seconda frase e cercare di capire se sempre si può fare, cioè trovare gli esempi buoni e gli esempi cattivi potrebbe essere un'attività simpatica perché non è solo la costruzione di brevi testi dato un certo problema sintattico, ma è un modo per andare a vedere che cosa la lingua dice all'interlocutore e che magari basta una virgola per creare un significato diverso. Perché penso spesso ai miei amici che sono a Pisa, vuol dire quegli amici speciali che sono quelli che sono a Pisa in questo momento. Ma invece se dico penso spesso ai miei amici, virgola, vuol dire che la prima parte era completa e adesso ci aggiungo qualcosa in più, è appositiva. Penso spesso ai miei amici che sono a Pisa, cioè quegli amici a cui penso, che tu sai già, mio interlocutore li ho già nominati perché ho usato l'articolo determinativo che è anaforico, no? I miei amici, vuol dire i miei amici che tu sai già, perché te li ho già nominati, si sa chi sono. E questi amici aggiungo l'informazione accessoria che in questo momento si trovano a Pisa o che sempre si trovano a Pisa, ma la cosa non è essenziale per definirli, non restringe il significato, perché di che amici si tratta l'ho già detto. Allora, questi esperimenti evitano la banalità dell'esprimersi, aiutano a rendere più appuntito l'uso della lingua, più preciso. Basta. C'è altro? Lucia, no? Va bene, allora grazie per questa bella spiegazione. Siamo abbastanza. Sì, siamo giusti, sì. E non ho l'agenda, non mi ricordo quando abbiamo la prossima, no, ce l'ho. Il 13? Allora, la quarta e ultimo incontro è per il prossimo 13 maggio e non so se posso anche io portare qualche piccolo esercizio. Tu hai toccato un punto alto, molto importante, io posso portare qualche esempio che più o meno ho disponibile senza troppo sforzo su usi di varia correttezza e accettabilità del che, e magari messo insieme con la commutazione con il quale, e per il resto poi parleremo di lessico la prossima volta. Viene Diego, l'Agnello Rivo va a 9 e il lessico ci farà tornare sull'attività che abbiamo fatto oggi di morfologia e di derivazione, evidentemente. Ecco. E così penso che si possa chiudere questo breve ciclo. Bene, ringraziando l'Agnello Rivo, una volta di più. Bene. Sì, grazie.